Dalle trame dei tessuti alle trame dell'arte, della politica e dell'economia di un territorio. Questo quanto racconta La Pala di Castelfranco, capolavoro primo di Giorgione, che offre il naturale punto di partenza per una sontuosa mostra presentata oggi in programma il prossimo autunno in Casa Giorgione. Il museo nel centro di Castelfranco sarà il punto di partenza di un percorso verso altri siti della città murata, destinati ad accogliere l'attualità della grande tradizione di tessoria della Serenissima di 5 secoli fa, un'occasione preziosa per la città di Castelfranco. Come ha detto lei, importantissima, sulla quale abbiamo cominciato a lavorare da tempo e a mio avviso sarà un'occasione che ripagherà anche del lavoro che stiamo facendo. Ringrazio Danila Dal Pos, Veneto Museo Sistema e tutti gli attori che si sono messi attorno al tavolo per far sì che Castelfranco torni a valorizzare il Giorgione attraverso questa mostra. L'importanza di Castelfranco anche come mercato, non solo come luogo di protezione per Treviso dalle città confinanti. È emerso anche questo durante la conferenza. È emerso anche questo, era una delle peculiarità di Castelfranco negli anni 50-60, caratterizzato prevalentemente dal mercato del bestiame, che oggi portiamo avanti con l'evoluzione che hanno avuto i mercati nel tempo e sul quale stiamo lavorando anche per riorganizzare e far sì che torni ad essere un po' più un mercato, ove possibile, identitario. E quindi la valorizzazione di tanti comparti, a partire appunto da quello tessile, che sarà il protagonista di questa mostra. È il filo conduttore di questa mostra, il tessuto, che parte dai tessuti preziosi che vi erano allora, che vi sono ancora oggi, e assieme a loro valorizzeremo anche altri luoghi della città, dove esponiamo appunto vari pezzi che ricondurranno comunque ai tessuti di allora. E le trame intese come tessuti sono anche quelle indossate dagli uomini e dalle donne in mostra, personalità ritratte dai grandi artisti cinquecenteschi di area veneta. Nei ritratti tutti indossano abiti realizzati con tessuti e complementi, il cui costo era per l'epoca folle, per testimoniare status symbol, raffinatezza e capacità di spesa in un mondano trionfo dell'apparenza. Accanto ai ritratti, come in tutte le sezioni della mostra, preziosi esemplari di tessuti d'epoca. Il turismo esperienziale è uno dei punti di forza a cui aspira questa mostra. Un turismo di tipo nuovo, ma anche, se avete seguito, raccontare una storia del territorio, quindi lavorare in maniera diversa per un turismo che sia non più fatto da numeri, ma che sia di qualità. Allora, le opere sono tra le 40 e 50 perché la struttura è piccola, e perché vogliamo che sia un percorso all'interno di una casa museo dove il visitatore ha la possibilità di godersi Giorgione, di godersi il percorso di Giorgione, ma poi anche di immergersi in questo percorso che accanto al ritratto vede il tessuto e ripercorre la storia della manifattura strepitosa veneziana. Primo giorno il visitatore percorre quelli che sono i luoghi di Giorgione, che sono una serie di tappe nel territorio, dove la guida aprirà proprio anche in maniera plateare delle porte per mostrare dei luoghi che solitamente sono chiusi e per mostrare all'interno di questi luoghi la loro storia, che si intreccia in una maniera assolutamente nuova con la storia della manifattura di oggi. Questa è una sfida, perché di solito si punta a un turismo che da Venezia arrivi alla terraferma, cosa che è sperimentata, che non arriva mai. Quando si è a Venezia si preferisce raggiungere le isole, ma non si entra in terraferma. Noi rovesciamo il percorso, partiamo dalla terraferma per andare a Venezia, ritornando poi nella terraferma. Quindi un percorso attraverso le tessiture rimaste, le tre grandi tessiture, Rubelli, Bevilacqua e Fortuni, insieme con la sciccheria del laboratorio di Roberta Di Camerino, ma anche insieme al museo del Settecento, del costume e del profumo di Venezia, che è Palazzo Mocenigo.